Oggi in tutto il mondo si celebra il Safer Internet Day, una giornata di sensibilizzazione sulla navigazione sicura in Internet da parte dei bambini. In Italia l'iniziativa prende il nome di Sicuramente Web ed è stata voluta da Microsoft con il patrocinio del Ministero della Gioventù e la collaborazione della Polizia Postale e di Save the Children. Esperti informatici della Polizia Postale, assieme a volontari scelti tra i dipendenti di Microsoft, impegnati nelle scuole di tutto lo stivale per insegnare e consigliare ai giovani qual è il giusto modo di utilizzo della rete. Safer Internet Day è del network Safe, condividendone le finalità di rendere l'educazione alla navigazione responsabile in rete uno dei più importanti ed efficaci strumenti di protezione e prevenzione dei crimini online. La settima edizione della giornata europea in particolare prevede una giornata di incontri e dibattiti uniti dallo slogan Think Before You Post, lanciato da un videoclip in tutte le lingue dell'Unione Europea, per invitare gli utenti a valutare con attenzione le possibili conseguenze di un gesto quotidiano come quello di inserire dati in rete. Presenti al Parlamento Europeo di Strasburgo anche i risultati frutto dell'accordo Social Networking Principle firmato con i 20 maggiori social network europei per gettare le basi per un codice di condotta paneuropeo per la protezione dei minori. Uno sforzo collettivo di rete, frutto anche in Italia di una collaborazione tra pubblico e privato particolarmente efficace, di cui il ministro della Gioventù Giorgia Meloni si sta facendo promotore e primo portavoce in Italia. Il futuro dei nostri giovani, le loro opportunità di crescita sia personali che professionali, ricorda il ministro, sono e saranno sempre più nella rete. Da una parte dobbiamo quindi garantire a tutti i ragazzi l'accesso alla nuova società digitale, dall'altra rendere quest'ultima un luogo sicuro e senza rischi, in particolare per le nuove generazioni. Il ministro della Gioventù ricorda che in Internet i rischi sono sempre elevati, quindi chiunque incorra a problematiche di qualsiasi tipo può segnalare problemi ai siti internet www.commissariatodps.it oppure al www.microsoft.com/italy/@home/security.